Cerimonia al Giardino dei Giusti vicino al Tempio della Concordia, deposte 6 stele. In caso di ulteriori ritardi per il ripristino del riscaldamento e dell'infermeria al carcere di Agrigento sarà Musumeci ad anticipare i soldi. A Cammarata ha presentato il libro sul santo patrono San Nicola. Selleri omaggio a Porto Empedocle con 400 libri di Camilleri. Calcio, novità in casa Acragas, potrebbe indossare la maglia biancazzurra un giovane empedoclino. Il Casteltermini prepara la sfida contro il Bagheria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione ad Agrigento su iniziativa dell'Accademia degli Studi Mediterranei a Casa San Filippo. Oggi la tavola rotonda I Giusti dell'Umanità, poi a seguire al Giardino dei Giusti dell'Umanità nei pressi del Tempio della Concordia, deposte 6 stele dedicate a persone che si sono distinte facendo del bene e salvando vite. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Con la cerimonia solenne nella collina della Valle dei Templi per la dedicazione di 6 stele nel Giardino dei Giusti dell'Umanità, dedicati al maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, al vescovo Giovanni Battista Scalabrini, ad Al Ganesh Fessà, a Sofia Hans School, ai giovani della Rosa Bianca, a Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, agli eroici militari della Guardia di Finanza trucidati nelle foibe, si è concluso il quinto forum internazionale dal titolo La terra di tutti, migrazione globale, dramma epocale, organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento, presieduta dalla professoressa Assunta Gallo Afflitto. Nella prima parte della giornata a Casa San Filippo gli interventi e le testimonianze delle autorità e delle persone che hanno voluto ricordare le gesta dei giusti dell'umanità. In questa sessione del Forum internazionale Il Giardino dei Giusti sarà dedicato un albero, una stele al Beato Scalabrini, padre dei migranti, un vescovo che ha vissuto nella seconda metà dell'Ottocento e che ha avuto un cuore di padre, di pastore per i milioni di italiani che dall'Italia si riversavano nelle Americhe. Sono qui per parlare di mio padre, la medaglia d'oro colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, fucilato alle Fosse Ardeatine perché aveva organizzato il fronte militare clandestino a Roma nel periodo dell'occupazione tedesca del 1944. Perché si è parlato di tante persone, tutte come mio padre, diciamo eroiche e che hanno offerto la loro vita per i loro ideali. Io trovo che sia veramente un'iniziativa ottima, se possiamo dire così. Questi ragazzi che ascoltano queste storie, i giusti, e scoprono che anche loro possono essere giusti. Io per esempio ho portato l'esempio di un gruppo di studenti che si sono opposti al nazismo, 22-23 anni, eppure anche loro hanno Madonna, quindi il bene è possibile, quelli sono eroici, ma c'è il bene di tutti i giorni, ma tutti gli esempi che abbiamo ascoltato veramente accendono una luce, perché oggi in quest'epoca così piatta di eroi che sono, con tutto il rispetto perché i giovani hanno diritto, non so, il cantante, il campione, le cose, però scoprire invece che ci sono eroi, ma eroi, persone che sono andate oltre, e quindi ai ragazzi gli può venire in mente, ma anch'io posso farlo, nel mio piccolo anch'io posso dire no al male, bene, sì al bene, a tante piccole cose. E secondo me questo è un effetto, perché i giovani bisogna farli sognare, bisogna dirgli potete, siete bravi, avete coraggio, avete la forza, siete giovani, andate avanti, cercate di dire sì al bene, sì, di essere giusti, insomma, e non è tanto difficile, guardi. Diceva Dante Alighieri, parva favilla, gran fiamma seconda, è stato acceso il cuore dei giovani. Se si apriranno all'azione dello spirito saranno portatori di bontà, di amicizia, di cordialità ed è il mondo nuovo che ci attendiamo dalle nuove generazioni. La testimonianza su una figura che onoriamo al Giardino della Valle dei Templi, Al Ganesh Fessà, che si occupa di salvare i disperati che camminano nel deserto, di ricordare i morti in mare, di combattere le perversioni che ci sono. In Sinai ha salvato delle persone destinate al commercio degli organi.
Ecco, una figura straordinaria che è esemplare per gli studenti e manda un messaggio: essere giusti significa avere coraggio, ma questo coraggio viene quando tu guardi negli occhi la sofferenza e non giri lo sguardo dall'altra parte e non sei indifferente. Bene, oggi è l'ultimo giorno di un periodo per il quale il Parco si è adoperato, ovviamente dando il sostegno all'Accademia di Studi su temi che sono di carattere importante e che attengono al mondo in generale. Oggi siamo qui nella cornice all'interno della Valle dei Templi, all'interno del Giardino dei Giusti, di quegli uomini ai quali siamo sempre legati e che ci regalano e che ci hanno regalato con la loro vita e le loro azioni un mondo migliore. E da oggi una stele commemorativa collocherà il maresciallo Guazzelli nel Giardino dei Giusti qui alla Valle dei Templi, ed è un tributo importante perché il ricordo di questa figura così importante per l'Arma dei Carabinieri alleggerà vicino a quelli di altre importanti persone che hanno dedicato la loro vita ed hanno sacrificato la loro vita per un mondo migliore. È stata una giornata molto emozionante in cui abbiamo ricordato queste figure di giusti che hanno dato tanto, che hanno dedicato ciò che avevano di più caro, perché questa terra e non solo potesse aspirare a qualcosa di più. Sì, 97 sono stati i nostri finanzieri che dopo aver combattuto per la liberazione di quel territorio, prima contro la Gestapo, sono stati poi vittime dell'OZNA, il Dipartimento dei servizi segreti militari jugoslavi. Il presidente della regione Nello Musumeci è pronto a intervenire per il ripristino dei riscaldamenti e del reparto ospedaliero al carcere di Agrigento. In caso di ulteriori ritardi sarà la regione ad anticipare i soldi, i particolari nel servizio. Il governatore della regione Nello Musumeci lunedì scorso, prima di uscire dalla casa circondariale di Agrigento, Pasquale Di Lorenzo, che aveva visitato per rendersi conto delle criticità dell'istituto, aveva pubblicamente denunciato l'assenza dei riscaldamenti che costringono al freddo sia i detenuti che il personale del carcere. Il governatore dell'isola, ospite di Radio Radicale, ha chiarito alcuni aspetti legati proprio ai guasti dell'impianto di riscaldamento. Musumeci avrebbe appreso dai responsabili della struttura che per riportare gli ambienti del Petrusa alle temperature ottimali occorrerebbe una spesa di 40.000 euro, soldi che servirebbero a ripristinare le caldaie ferme da 14 anni. Nello Musumeci si è detto pronto a rimediare ad eventuali ulteriori ritardi. Ho detto al direttore, ha chiarito Musumeci, di aspettare 10 giorni. Se entro questo arco di tempo la ditta incaricata non fosse nelle condizioni di poter cominciare a lavorare, interverrà il governo della regione con 40.000 euro e poi ne chiederemo il rimborso in danno all'amministrazione penitenziaria di Roma. Tutto questo nonostante il rischio di essere perseguito dalla magistratura contabile, ma se può servire a destare l'attenzione di chi di dovere sarò ben lieto di poterlo fare, conclude Musumeci. E poi la visita del governatore dell'isola nella prigione della città dei Templi sarebbe servita anche a sbloccare i lavori di manutenzione del piccolo reparto ospedaliero, presidio sanitario chiuso da oltre 2 anni, a causa di un incendio appiccato da un detenuto e che è di competenza dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Musumeci ha anche annunciato che su sua sollecitazione sarebbe stata trovata la copertura finanziaria dei 75.000 euro necessari a far partire la gara d'appalto. Il governatore ha dato delle scadenze, anche qui 10 giorni per la consegna dei lavori che dovranno essere completati in 2 mesi. I giudici della sezione penale hanno condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione il 36enne Gianluca Scaccia di Canicattì, accusato di tentato omicidio. Vediamo. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Gianfranca Claudia Infantino, all'atere Giuseppa Zampino e Katia La Barbera, hanno condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione il 36enne canicattinese Gianluca Scaccia, accusato di tentato omicidio nei confronti di Vincenzo Curto, 33 anni, ex marito della sua nuova compagna.
che secondo quanto accertato dal processo avrebbe tentato di riallacciare una relazione con la donna al centro della vicenda, provocando la sua gelosia. Scaccia, difeso dall'avvocato Angela Porcello, avrebbe usato una pistola illegale e gli avrebbe sparato alle gambe e al fianco davanti alla propria abitazione di campagna, dove furono ritrovate delle ogive. Ad accusarlo in un primo momento fu la stessa vittima, prima di fuggire all'estero, sottrarsi alla testimonianza e poi, dopo un anno di ricerche estese in Germania, ritrattare al processo dicendo di essere stato ferito da alcuni proiettili vaganti. Il pubblico ministero Alessandra Russo aveva chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Scaccia, disposta anche la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la presunta vittima Vincenzo Curto e per il fratello Calogero, che secondo il pubblico ministero sarebbero stati reticenti ed avrebbero cambiato la versione originale dei fatti. Oggi Cammarata festeggia il suo santo patrono ed in questa occasione è stato presentato un libro sulla storia e sul culto di San Nicola. Il volume è di Don Mario Albanese e di Enzo Ligregni e Eugenio Cairone. Cammarata è il miracoloso patrono San Nicola, un santo che gode di un culto mondiale. Il culto dei cammaratesi per San Nicola è raccontato in un volume scritto dall'arciprete emerito Don Mario Albanese e dal giornalista Enzo Ligregni. Nel lungo tempo di servizio sacerdotale alla matrice di Cammarata, scrive Don Mario Albanese, ho pensato sempre di dare un contributo testimoniale al nostro protettore con ricordi di persone e circostanze tra passato e presente. Il libro, aggiunge Don Mario, è un omaggio a tutti i cammaratesi affinché non perdano la memoria delle nostre tradizioni e della nostra storia. Oggi, ricorrenza di San Nicola, Cammarata festeggia il patrono con l'omaggio floreale del sindaco Vincenzo Giamprone, che dal Palazzo Traina, sede del municipio, raggiungerà in corteo, assieme all'amministrazione comunale e alle autorità locali, la Chiesa Madre, dove si terrà la solenne concelebrazione con i sacerdoti di Cammarata e San Giovanni Gemini. Al termine della messa, il simulacro di San Nicola verrà portato in processione per le vie del centro storico. Dicevamo del grande culto per il santo che oggi viene festeggiato in provincia di Agrigento anche a Ribera e nel quartiere agrigentino di Fontanelle, dove si è tenuto il triduo con la catechesi di Don Salvatore Cumia. Il culto per San Nicola, per popolarità, viene considerato secondo solo a quello riservato alla Madonna. La vita del santo vescovo è ricca di episodi che arricchiscono la fama dei suoi miracoli. La casa editrice Sellerio omaggia di oltre 400 libri la biblioteca comunale e le scuole cittadine di Porto Empedocle. Si tratta di un gesto che ha come obiettivo quello di dar vita a una sorta di parco letterario dove chiunque può conoscere i luoghi reali raccontati nella celebre opera dello scrittore e maestro empedoclino Andrea Camilleri. A ritirare libri omaggiati dalla casa editrice palermitana il neoassessore alla cultura di Porto Empedocle Calogero Conigliaro, nonché promotore dell'iniziativa, l'editore Antonio Sellerio, il sindaco Ida Carmina, che ha voluto portare personalmente i suoi ringraziamenti. Molti dei libri di Camilleri non erano presenti nella biblioteca comunale, testi che adesso tornano nella casa natale dello scrittore insieme a una cinquantina di capolavori di vari autori di letteratura e saggistica. A breve la biblioteca di Porto Empedocle sarà aperta nel pomeriggio. Insieme a questa iniziativa anche quella di un progetto turistico finanziato con i fondi del GAL Montisicani che mira a creare un percorso storico letterario dentro la città con la cooperazione della Proloco e di diverse associazioni culturali del territorio. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. L'ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, a margine della riunione con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, traccia un bilancio. Sentiamo. C'è stata la visita del Presidente della Regione, lei ha brillantemente illustrato le tante iniziative. Questa visita avrà dei frutti per il lavoro futuro del Genio Civile e per il benessere anche della nostra città? Sì, è stata una visita che abbiamo particolarmente gradito, durante la quale abbiamo fatto un po' il bilancio delle attività svolte durante l'anno, ma abbiamo parlato anche delle attività da svolgere il prossimo anno. I temi sono sempre gli stessi: l'emergenza idrogeologica, il controllo delle infrastrutture. Noi quest'anno abbiamo fatto tantissimo, abbiamo progettato ben 18 interventi per la pulizia di alvei,
gran parte dei quali sono già stati realizzati o in fase di realizzazione, e i risultati si sono visti, perché le prime acque quest'anno il reticolo idrografico locale, provinciale ha tenuto. Chiaro che non sono interventi risolutivi in eterno, ma sono interventi importanti, tampone, che hanno retto. Poi si è parlato anche degli interventi che dovremmo fare a supporto del libero consorzio in materia di manutenzione di strade provinciali, perché questo in virtù di un accordo quadro che è stato stipulato dal Dipartimento Regionale Tecnico, accordo quadro che ci consentirà di intervenire immediatamente con opere minimali di manutenzione alle strade provinciali, diciamo. Poi abbiamo ancora aperta il controllo dei ponti, ne controlleremo 150, abbiamo fatto i primi 4 affidamenti, ne abbiamo ancora 15 da fare, quindi ci sarà un controllo quasi a tappeto dei ponti, sull'efficienza e sulla conservazione dei ponti che sono dislocati lungo il percorso delle strade provinciali del territorio agrigentino. Strage di Via D'Amelio, al processo sul depistaggio il PM Cardella, che faceva parte del pool di magistrati di Caltanissetta che nel 1992 indagavano sull'attentato, è stato ascoltato come teste e rivela nessun verbale di sequestro sulla borsa di Borsellino. C'è il servizio. Al processo sul depistaggio nelle indagini dopo la strage di Via D'Amelio in corso a Caltanissetta è stato ascoltato il magistrato Fausto Cardella, attualmente procuratore generale a Perugia e all'epoca inviato dal procuratore Giovanni Tinebra a Caltanissetta per collaborare alle indagini sull'attentato a Paolo Borsellino. Fausto Cardella, interrogato dai pubblici ministeri Gabriele Paci e Stefano Luciani, ha confermato sì, in quella occasione, in occasione di un convegno a Firenze nell'ottobre del 1992, Tinebra mi chiese se fossi disponibile a lavorare sulle stragi. Accettai, è giusto il tempo di sbrigare le pratiche, andai a Caltanissetta. Emerse subito il caso della borsa e dell'agenda di Paolo Borsellino. C'era una presenza inquietante nel luogo del delitto che avrebbe potuto asportare la borsa e l'agenda. Su questa vicenda facemmo delle indagini cercando di capire chi fosse andato sul luogo del delitto e cosa successe. Ricordo che facemmo degli accertamenti su Bruno Contrada e la sua presenza in Via D'Amelio. E poi Cardella ha aggiunto: il dottore La Barbera aveva l'abitudine di venire a Caltanissetta per portare carte, normalmente verso le 21 di sera. Andavamo dalla dottoressa Boccassini, depositava le carte e allora mi chiamavano. Nel contesto di queste chiacchiere tutte le ipotesi venivano prese in considerazione. La meno plausibile era quella relativa al fatto che l'agenda fosse andata distrutta con l'esplosione. La borsa era integra però, quindi se l'agenda era dentro la borsa non poteva essere distrutta, sempre che l'agenda fosse nella borsa. Sull'agenda rossa e gli ultimi giorni di Paolo Borsellino interrogammo il capo della polizia, andammo a controllare le sue agende, sentimmo i collaboratori di giustizia, a cominciare da Gaspare Mutolo. Infatti Mutolo fu il collaboratore di giustizia che il 1 luglio del 1992, interrogato da Borsellino, citò Bruno Contrada e il giudice Signorino. E Fausto Cardella ricorda: io mi occupai soprattutto delle indagini su Signorino, ma ricordo che furono fatti approfondimenti anche su Contrada e la sua eventuale presenza in Via D'Amelio il giorno della strage. Sempre in quei mesi la Barbera mi propose di avviare un'investigazione sul SISD. All'epoca non sapevo neppure che la Barbera avesse fatto parte dei servizi di sicurezza. Il SISD e il CERISD diventano tema di indagine tra novembre e dicembre, erano i primi tempi, ancora non c'era ancora un rapporto sviluppato con la Barbera, avvenne nel tempo in seguito. Ci fu un buon rapporto di collaborazione tra di noi e devo dire anche di stima. Ricordo l'interrogatorio del giudice Domenico Signorino a cui furono contestate le dichiarazioni riferite da Mutolo e da Marchese. Ricordo che commentò: sono perduto. Il giorno dopo abbiamo saputo che si era suicidato. Depositata al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio le telefonate del falso pentito Scarantino. C'è il servizio. Sono state depositate a Caltanissetta le intercettazioni che secondo l'accusa dimostrerebbero la costruzione a tavolino del falso pentito Vincenzo Scarantino e quindi il depistaggio sulle indagini relative alla strage di Via D'Amelio. Nelle bobine rimaste fino ad oggi misteriose le registrazioni inedite dei colloqui tra Scarantino e PM dell'epoca Carmelo Petralia ed Anna Maria Palma, indagati a Messina con l'accusa di calunnia aggravata. In una telefonata Petralia dice: Scarantino, iniziamo un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento. Mi sono spiegato. Vincenzo, si sente pronto lei?
e l'8 maggio del 1995 il PM Carmelo Petralia, che all'epoca coordinava l'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, parla al telefono con l'ex Picciotto della Guadagna. Le intercettazioni sono in 19 bobine ritrovate dopo 24 anni al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta e riversate dal nastro magnetico a un supporto DVD digitale. Scarantino, ci dobbiamo tenere molto forti perché siamo alla vigilia della deposizione, dice ancora Petralia. Nella conversazione intercettata e trascritta dagli uomini del ROS di Messina, Petralia dice ancora Scarantino, sicuramente ci sarà anche il dottor Tinebra, gli dice riferendosi all'allora procuratore di Caltanissetta, quindi tutto lo staff delle persone che le conosce, e lei potrà parlare con Tinebra, con la Barbera, di tutti i suoi problemi, così li affrontiamo in modo completo. A riportarlo è l'Agenzia Nazionale ADN Cronos. Scarantino parlava anche con la PM Palma. È importante che lei faccia questo interrogatorio, diceva la Palma. Addirittura la PM fece una sorta di mini interrogatorio al telefono con Scarantino, anticipandogli una domanda che gli avrebbe poi fatto in via ufficiale. Intanto a Caltanissetta sono sotto processo 3 poliziotti del gruppo Falcone Borsellino, gli ex ispettori Fabrizio Mattei, Michele Ribaudo e il dirigente Mario Bo. Chi c'è dietro la grande regia di quello che è stato definito dalle sentenze come il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana? Il disegno di legge per la variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Favara ed Aragona approderà nell'aula dell'Assemblea regionale siciliana martedì prossimo 10 dicembre per la discussione generale e il voto. Se il voto sarà positivo, e non ci dovrebbero essere dubbi in tal senso, ufficializzerà la rettifica dei confini tra i 3 comuni, portando a soluzione una questione che si trascina da quasi 30 anni. 7 leggi in discussione, 2 delle quali con dibattito già avviato ma che rimane ovviamente in sospeso. 7 leggi e solo una settimana di tempo per approvarle, e l'assurda condizione che vive l'Assemblea regionale siciliana impantanata sul voto segreto che ha bloccato la riforma dei rifiuti. Il governo non va in aula e l'ARSE tratta solo quel che può in assenza degli esponenti della giunta, così si scatena la guerra fra le leggi. In testa a tutti ci sono le pressioni dei sindaci della comunità montane per la legge voto sulle zone franche montane, di cui abbiamo parlato nell'edizione di ieri. Di tempo a disposizione se ne registra davvero poco. Seduta martedì 10, forse mercoledì 11 e giovedì 12, ma non oltre. Poi il 13 la Corte dei Conti sblocca il bilancio e le sedute successive dell'ARSE saranno necessariamente dedicate alle questioni economiche finanziarie almeno fino a febbraio, se non a fine aprile. L'assessore Alberto Piero Bon difende la sua legge, denuncia i rischi che derivano dal non far nulla. Un'attività di gestione dei rifiuti frammentata, dice Piero Bon, non garantisce economie di scala e un servizio efficiente, sarà esposta a maggiori rischi di infiltrazioni criminali. Le gare devono essere indette dalle autorità d'ambito per conto di tutti i comuni che ne fanno parte. Questa è la situazione attuale in Sicilia, senza voler entrare nel merito delle notizie di cronaca. Lo avevano detto il governo nazionale, l'autorità anticorruzione, la Corte dei Conti, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Il sistema dei rifiuti in Sicilia va riformato. Il governo Musumeci è intervenuto con il DDL presentato all'ARSE con il piano rifiuti, da poco esitato in commissione VAS. Grazie a questo importante strumento di pianificazione mettiamo ordine alla materia, razionalizziamo e introduciamo misure di contrasto ad ogni forma di speculazione. Il piano, continua ancora Piero Bon, mette in sicurezza il settore stabilendo dei criteri e delle priorità secondo una visione strategica che porterà la Sicilia a una gestione ordinaria e trasparente. Nelle parole dell'assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bon, non c'è un appello ma è intrinseco il suo messaggio e l'intera deputazione. Bisogna uscire da questa impasse, anche se forse è un po' troppo tardi per fare la legge prima della infinita e travagliata sessione bilancio. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Dopo le polemiche sul caro voli, il vice ministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri ha annunciato di aver ottenuto dall'Italia 500 posti in più sui voli da e per la Sicilia nel periodo delle vacanze di Natale. C'è il servizio.
Dopo le polemiche per il caro voli, Giancarlo Cancellieri fa un nuovo annuncio. Secondo il vice ministro delle infrastrutture, l'Italia avrebbe concordato con lui un nuovo aumento dei posti disponibili sui voli da Roma e Milano per la Sicilia. Non sono stati inseriti voli in più, dice Cancellieri, abbiamo semplicemente sostituito gli aeromobili, abbiamo messo 4 aeromobili più grandi al posto di quelli più piccoli che c'erano prima, riuscendo a produrre 500 posti in più nel periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio. Cancellieri inoltre sostiene di avere già ottenuto risultati. Se parto il 22 dicembre da Roma a Catania, dice il vice ministro, il biglietto costa 89,30 €. Lo stesso vale per il 21 e il 23 dicembre. Un Linate-Catania il 24 dicembre costa 130 €, un Milano-Palermo 152 € il 24 dicembre. Ma se gli stessi fermo immagine mostrati dal vice ministro sulle Linate-Catania e sulle Linate-Palermo mostrano prezzi ben più alti sulle date diverse dalla vigilia, sulle Fiumicino-Catania già ieri sera i prezzi erano più che raddoppiati. Cancellieri intanto torna a promettere la sua soluzione da inserire nella legge finanziaria. Stiamo inserendo, dice, 35 milioni di euro per dare la possibilità agli studenti fuori sede, a chi va a curarsi fuori dalla Sicilia, ai disabili in possesso della 104, ai lavoratori fuori sede che hanno un reddito personale inferiore ai 20.000 euro di avere uno sconto, assicura appunto il vice ministro. Prestigioso incarico internazionale per Pietro Cocchiare, originario di Calamonaci. Vediamo. Cosa rappresenta per te essere il rappresentante della Camera di Commercio italiana di Dubai? Ma è un'occasione di vanto e anche il raggiungimento di una lunga carriera, insomma, passata al servizio delle imprese nel campo della internazionalizzazione e di promozione dell'export italiano nel mondo. Io ho avuto varie esperienze nel campo della internazionalizzazione. Ho collaborato con l'Istituto per Commercio Estero sia a Roma che a New York, e poi ho partecipato anche in progetti di cooperazione e di sviluppo locale nel Medio Oriente e poi ho aiutato tante piccole e medie imprese a promuovere i loro prodotti e servizi nel mondo. State preparando anche Expo 2020 di Dubai? Sì, esattamente, come incaricato della Camera di Commercio nel promuovere business, prodotti e servizi negli Emirati Arabi Uniti, tutto ovviamente sarà finalizzato a far partecipare più tante imprese italiane nelle Expo di Dubai, che sarà da ottobre del 2020 ad aprile del 2021, dove ci saranno più di 25 milioni di visitatori. Si prevede un impatto economico di 19,6 miliardi di euro, investimenti nel campo dell'energia di 200 miliardi di euro, nel campo della ospitalità e dei servizi immobiliari di 8 miliardi di euro e nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture di 43 miliardi di euro. Considerando insomma che l'Italia è famoso per l'expertise, per il design, soprattutto delle costruzioni, ci saranno tante possibilità di investimento in svariati settori che vanno dal turismo, dall'energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, ma anche nel campo delle tecnologie digitali come la nuova interconnettività digitale, ma anche nel campo ancora dei servizi aerospaziali e nel campo ferroviario. L'Italia è famosa al mondo per le costruzioni di materiale ferroviario. Ci sarà fatta una linea, la Etihad Rail, che collegherà Dubai con l'Oman e l'Arabia Saudita, ma soprattutto anche altri investimenti nel campo della trasformazione dei rifiuti in energie rinnovabili. Ad Al Gharn, vicino Dubai, sarà attivato un mega progetto da 200 miliardi di dinari che trasformeranno rifiuti in energia elettrica e rinnovabile. Si ricorda che Dubai ha l'obiettivo di ridurre la dipendenza del PIL dalle energie tradizionali, vale a dire dai fossili, e di conseguenza l'obiettivo del governo emiratino è quello di essere una nazione clean, energia pulita, e di conseguenza su questo stanno lavorando. Per te dunque è un ruolo di grande responsabilità? Esattamente sì, perché la Camera di Commercio ha avviato un'iniziativa di selezionare Italian Representative, la terminologia inglese sono italiani rappresentanti, che sono all'incirca 30 avvocati commercialisti di tutta Italia che sono stati selezionati quest'anno, che hanno l'obiettivo di fungere da trade union tra le imprese italiane e le aziende italiane e le aziende emiratine, in funzione di promuovere i loro prodotti e servizi e di allargare il loro fatturato e il loro
loro business, ma non solo. Il nostro obiettivo tramite le newsletter che ci perverranno quotidianamente dalla Camera di Commercio è quello di dare informativa alle imprese in campo fiscale e societario, e soprattutto durante gli incontri che abbiamo durante il Gulf International Congress, che sarà tra il 7 e l'8 dicembre, durante il quale sarò pure accreditato ufficialmente come Italian Representative. Ci saranno autorevoli esperti che proprio impartiranno nozioni, approfondimento su tutta la normativa fiscale e societaria negli Emirati Arabi Uniti. Le imprese siciliane saranno presenti all'Expo 2020 di Dubai? Sì, ma mi auguro fermamente di ciò, e tutto sarà gestito secondo quanto mi è stato detto, però poi appurerò quando sarò il logo dal sito Dubai Emirate, che è un portale governativo, ma è ovvio che quando poi si approcceranno le imprese italiane si darà questa possibilità di andare a partecipare all'Expo, che sarà, ripeto, una grande opportunità per le imprese di tutto il mondo. Considerando i numeri, ci saranno più di 25 milioni di visitatori, 75.000 visitatori al giorno, il sito espositivo ha una capienza di 438 ettari e di conseguenza ci saranno varie esposizioni e vari provider e fornitori di tutto il mondo. Calcio eccellenza, novità in casa Acragas, l'empedoclino Giovanni Taormina pronto a sposare il progetto biancazzurro. Carmelo Lentini. C'è una novità in casa Acragas. In occasione della preparazione di giovedì scorso si è allenato agli ordini di Totovullo l'esterno alto Giovanni Taormina. E quando si dice il ragazzo classe 88 sembra che abbia raggiunto l'accordo con la dirigenza biancazzurra e verrà presentato ufficialmente entro sabato alla stampa e alla città. Se così fosse potrebbe essere utilizzato nella sfida contro il Geraci. Taormina è empedoclino purosangue ed è cresciuto sotto il vigile occhio di Raimondo Filippazzo. Giovanissimo approda a Genova con la Sampdoria e successivamente ha giocato tra i professionisti con squadre del calibro di Como, Viareggio, Carrarese, Sulmona, Civitanovese, Lavagnese, Fidelessi, Andria e poi ancora con Licata, Palazzolo. Ha vestito in eccellenza le maglie della Profavara, Scordia e Canicattì e proprio con quest'ultima squadra ha segnato un gol su calcio di rigore nella gara di andata contro l'Acragas, che impose al gigante un salomonico pari. Il tempo stringe e quello di Taormina non è che il primo di una serie di arrivi in casa biancazzurra, almeno così si dice, ma nelle prossime due sfide di campionato potrebbe delinearsi il futuro prossimo della compagine dei Templi. Infatti la squadra biancazzurra giocherà 2 gare consecutive all'Esseneto, rispettivamente contro Geraci e Dattilo, attuali terza e prima forza della classifica generale. Scontri diretti, il cui esito finale potrebbe accrescere le speranze di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Vista l'importanza di tali gare, la società biancazzurra ha indetto una speciale promozione sul costo dei biglietti. Tale promozione è partita giovedì scorso 5 dicembre, si potranno acquistare 2 biglietti, il primo col dattilo a prezzo normale di settore, mentre quello con il dattilo al 50%. Il tutto è acquistabile entro domenica prossima 8 dicembre, ricordiamo che le gare interne dell'Acragas inizieranno alle 14:45. Ancora calcio, promozione, il Casteltermini prepara la sfida contro il Bagheria, c'è il servizio di Tonino Butera. Allenamento del giovedì, mister Labianco, un Casteltermine che continua a dare soddisfazione ai suoi tifosi. Mister, ci eravamo lasciati dal 3-0 perso con l'Empedoclino nella prima giornata. Lei è uno che ci sa fare tantissimo, è un grande esperto di calcio, un bel gruppo a Casteltermine si sta formando. Stiamo lavorando, diciamo che siamo sulla buona strada, ragazzi. C'è stata una crescita esponenziale da quando ci siamo visti arraffadati contro l'Empedoclina. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Non ci adagiamo sugli allori sperando di continuare su questa strada. Domenica arriva il Bagheria, città dove lei abita, conosce questa squadra, che Casteltermini vedremo in campo.
Speriamo di vedere il solito Casteltermine, però sai, nel calcio succede tutto il contrario di tutti, per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Incontriamo una squadra che è in un buon momento, viene da 2 vittorie, per cui è importante stare sul pezzo e non abbassare la guardia. Ecco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.